La SEA Paragona batte nettamente al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento il Volley Terrasini nella quinta giornata del campionato di Serie B2. Il sestetto guidato da Francesco Eliseo si è imposto 3-0 con questi parziali: 25-17, 25-15 e 25-14. La partita è stata dominata dalla formazione biancazzurra, apparsa tecnicamente più forte dell'avversario in ogni fondamentale. In ognuno dei tre set diversi le ragazze della SEAP hanno mostrato palla dopo palla concentrazione e sicurezza, anche con qualche errore iniziale. Tutte le giocatrici della SEA Paragona hanno disputato la partita mostrando carattere, grinta e grande determinazione fin dalla prima battuta. Bellissima atmosfera tra il pubblico presente e sulle tribune che hanno ospitato tra gli altri sponsor ed autorità varie. Il numeroso pubblico al Pala Nicosia ha riservato applausi ed incoraggiamenti alle ragazze della SEA Paragona, tornate al successo dopo la sconfitta di Santa Teresa di Riva e il turno di riposo. Prossimo incontro importante, le biancazzurre saranno impegnate in trasferta contro il Nola.